Con il dottor Daniele De Logu, una serata particolarissima, quella che ha visto protagonista il bullying e soprattutto la SD Judo Club Torres Sassari. Una sorta di ripartenza, diciamocela tutta, con un maestro che secondo me è andato anche al di là di quella che è una normale lezione. Si riparte alle basi, si riparte dalla famiglia e dalla valenza che hanno i bambini. Grazie, sì, è stata una giornata, siamo ancora tutti carichi di emozioni. Fabio Della Moglie è dirompente, ha una capacità comunicativa eccezionale che ti trasporta, è stato bravissimo, abbiamo voluto organizzare questo evento per avvicinare quello che quotidianamente cerchiamo di fare nelle nostre palestre e farlo vedere ai genitori, dare una dimostrazione pratica delle potenzialità che ha lo sport in generale e il judo in particolare. Faccio il chirurgo da 15 anni e posso dire con certezza insomma, senza timore di essere smentito, che buona parte della flemma e della serenità che è richiesta nei momenti di stress dell'attività sanitaria è legata all'esperienza che lo sport e il judo mi ha regalato. È stato per me un percorso molto impegnativo quello del judo, che mi ha dato tanto, ed è dovere nostro, dei tecnici, adesso cercare di specializzarci per dare ai bambini, alle nuove generazioni un po' di quello che noi abbiamo imparato. Posso chiederti semplicemente una cosa? Come genitore si avvicina un pochino a quello che fai come chirurgo, oppure questa lezione ti ha risvegliato qualche input che magari davi per scontato? È vero che nel mondo accademico studiamo tanto, ma la formazione a chi poi deve insegnare è un po' latente, è un pochettino trascurata. Avere nel mondo dello sport personalità del tenore, del calibro di Fabio Della Moglie e di tutto il parterre che abbiamo avuto oggi qui con noi al centro sportivo Mario Canopoli, perché questo è l'impianto che ha ancora il nome del fondatore del judo in Sardegna, è sicuramente una lezione per tutti e che una lezione che ci possiamo trasportare, trasferire in tutti gli ambiti. Io ho fatto le mie prime lezioni di psicologia nell'ambiente sportivo e quando parlo con i pazienti lo faccio anche in virtù di quelle lezioni che lo sport mi ha dato. Dottor De Logu, ultimissima cosa, quindi abbiamo detto ripartenza di una società storica. Tanta voglia di crescere, abbiamo ancora la guida del nostro maestro benemerito, che è il maestro Giuseppe Giordo, che per noi è un riferimento costante, un esempio quotidiano di lealtà, fair play, di buoni modi, di signorilità, di lealtà, ed è una guida per noi, e noi, seguendo le sue orme, stiamo cercando di ridare fiato a uno sport che può dare veramente tanto al territorio locale, a Sassari e alla Sardegna in particolare.